Euroregione News. Tagliament Beach sì, Pini Marittimi no. Attraversata dalla provinciale 93, Belgrado di Varmo ha le radici dei pini marittimi che hanno divelto l'asfalto e la pericolosità pertanto era evidente quando i temporali staccavano i rami. Il sindaco Sergio Michelin ha deciso di chiudere la strada per qualche giorno e risolvere il problema alla radice. Iniziamo finalmente col taglio dei pini a Belgrado di Varmo. La strada provinciale 93 sarà chiusa da lunedì mattina durante le ore di lavoro fino al 3 di giugno di quest'anno, perché saranno tagliati gli alberi e i pini che ci sono sulla strada. Questi pini sono stati piantati dalla popolazione circa una trentina di anni fa, quindi per poterli tagliare abbiamo dovuto fare una richiesta, naturalmente, oltre che alla forestale e a tutte le conseguenze che sono state fatte, anche alla popolazione. Dovevamo tagliarli già qualche anno fa, però non tutti erano d'accordo. Adesso finalmente sembra che la popolazione abbia capito che oltre al bello purtroppo i pini portano un grande pericolo. Quando ci sono i temporali ho sempre decine di segnalazioni di alberi che cadono, di rami che si infiltrano sulla strada, e quindi è giusto in questo momento tagliarli. Siamo riusciti ad ottenere dalla regione, tramite l'UTI, dei soldi per poter fare la pista ciclabile al posto dove oggi sono i pini, quindi sarà una grossa miglioria per Belgrado, che vedrà finalmente degli interventi mirati sia sulla sistemazione dell'area della vecchia latteria, ma anche sulla ciclabile che verrà fatta dal centro di Belgrado fino al cimitero, poi proseguirà verso Gradiscuta e Santa Marezza, quindi un lavoro molto molto importante che vedrà le frazioni del nostro comune impegnati per diversi periodi dell'anno prossimo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.